Rieccoci insieme in anticipo di una giornata, ma a prescindere dalla giornata dell'8 marzo o meno, è importante sempre parlare di certe questioni. Noi affrontiamo il tema delle differenze che esistono ancora di genere, di una parità ancora lontana, soprattutto di come risolvere certe problematiche, se ci sono degli organi istituzionali che possono essere di supporto nei casi di maltrattamenti, di violenza, di discriminazione al femminile. Si può parlare anche al maschile, ma insomma adesso vedremo con i nostri esperti di come affrontare questa questione. È estremamente delicata, purtroppo ci sono dei numeri estremamente preoccupanti nel nostro paese, perché parliamo che dal 2000 ad oggi sono state vittime per esempio di femminicidio più di 3.100 donne, con una media di 3 a settimana, sono numeri da paura, e nel 2018 si è verificato un femminicidio circa ogni 72 ore. È una situazione culturale, trasversale, riguarda non soltanto le persone di una certa età, ma anche persone più giovani. Il rispetto, l'educazione parte da chi? Chi ha un ruolo fondamentale, i genitori, le genitrici, e tutto si concatena nella nostra società. Qui con noi in studio abbiamo il piacere di avere Sandra Miotto, consigliera di parità della Regione del Veneto, grazie di essere qui con noi, grazie a voi. Ben ritornata, e Alessandro Giglio, vicepresidente Commissione regionale parità, grazie anche a lei. Buongiorno. Allora, incominciamo un attimo, parto da lei Presidente, poi la consigliera, certo. Spieghiamo prima ai nostri telespettatori che cos'è questa commissione Allora, e che cosa fa. È composta da 18 componenti, quest'anno siamo 2 uomini a far parte della commissione pari opportunità. Di solito erano solo donne. Sono di nomina e che tipo di... Allora, sono 4 di nomina della giunta regionale, e invece il resto dei componenti sono di associazioni del territorio della Regione Veneto che lavorano nell'ambito della violenza domestica, e anche donne che fanno parte dell'imprenditorialità femminile veneta. Quindi c'è una compagine trasversale, esatto, sostanzialmente. Trasversale. Lei che formazione ha? Allora, io sono di nomina di giunta regionale. Mi ha sempre appassionato il tema della sia violenza domestica che della conciliazione famiglia-lavoro. È un'altra grande questione. Esatto, questione. E quindi mi sono proposto appunto alla giunta regionale per dare una mano per queste tematiche. Cosa fa la Commissione? La Commissione è una commissione di consulta, nel senso può solo proporre, può solo fare convegni, proposte di iniziative di genere. Infatti la prima cosa che abbiamo fatto è stata quella di fare una formazione per quanto riguarda le donne in politica. In stretta collaborazione con l'Università di Padova siamo riusciti a fare 8 giornate di formazione per le donne. Che sembra adesso in politica siano aumentato il numero delle donne. Sì, per fortuna. Infatti esatto. Si sta raggiungendo dei livelli interessanti, almeno rispetto dalle medie europee, non dagli ultimi dati. No, infatti siamo contenti perché secondo noi la donna ha una marcia in più confronto all'uomo, perché la donna è più propensa a organizzare, perché la donna in famiglia è lei che organizza, e quindi se lo fa in famiglia fa bene anche nell'ambito sia lavorativo che in ambito politico. Una mentalità un po' diversa. Sì. E invece la consigliera, che cosa fa? Allora, che ruolo è? Allora, la consigliera di parità è un pubblico ufficiale. È un pubblico ufficiale che viene designato dalla Regione del Veneto, ma viene poi nominato dal Ministero. Io sono al secondo mandato, hanno appena rinnovato la mia nomina, e si occupa di discriminazioni di genere, quindi tutte le discriminazioni del territorio, e di promozione delle pari opportunità in tutti gli ambiti, quindi parliamo di scuola, lavoro, la specializzazione è comunque il mondo del lavoro, e tra le altre competenze, perché ci sono competenze abbastanza importanti, una di queste è per esempio la legge Golfo-Mosca, in cui dobbiamo verificare che nei consigli di amministrazione ci sia una percentuale di presenza di donne. Quindi quota Nel rosa, caso ci venga segnalato, noi possiamo diffidare quel consiglio di amministrazione. Quindi agite anche su segnalazione? Agiamo essenzialmente su segnalazione. Una cosa per esempio importante è che tutte le commissioni dei concorsi pubblici
devono avere una percentuale almeno del 30% di donne, e queste commissioni devono avere il nostro consenso, quindi ci vengono inviate. Quest'anno siamo circa 600 commissioni, quindi è un bel lavoro. Aspetta, non pensavo neanche così tante. Sì, perché noi possiamo annullare un pubblico concorso se non ha rispettato la presenza di genere. Succedono casi di appunto segnalazione di non rispetto? Di non rispetto? Sì, succedono. Noi ne abbiamo avuti una trentina quest'anno. Devo dire che ancora non abbiamo agito in causa, ma abbiamo suggerito, perché c'è un problema di fondo che adesso le spiegherò, abbiamo suggerito di trovare una soluzione, di modificare la commissione. La motivazione è semplice. Molte commissioni delle ASL, per esempio, parliamo di ortopedia, non vedono donne, perché effettivamente non hanno donne che si laureano in ortopedia. Quindi quando vanno a chiamare una commissione per un concorso, per un'assunzione, ci troviamo una commissione completamente maschile. E come si fa? Naturalmente loro ci scrivono: ma noi qui donne non ne abbiamo, dovrebbero andarle a trovare magari in altre regioni anche lontane, ci sono dei costi. Allora cerchiamo di suggerire in futuro di prevedere la presenza femminile, magari non agiamo subito per non annullare i concorsi già avvenuti, quando effettivamente le ragioni sono accettabili, diciamo. Mentre ci sono commissioni all'università, parlo di lingue per esempio, dove le commissioni sono tutte femminili, anche quello non va bene, anche lì dobbiamo intervenire. Certamente. Non ci può andare bene che una commissione sia tutta di donne. L'equilibrio di genere va rispettato ovunque. Quindi di genere, in generale, sì, questo è fondamentale. Certamente. Ecco, quindi discriminazioni ci possono essere riscontrate sia al maschile che al femminile. Certamente. E noi cerchiamo che non ci siano. Lo stesso vale per le giunte dei comuni. Anche lì ci viene segnalata la mancanza di presenza di donne, che è più facile. Comuni ancora. Ah sì? Ce ne sono ancora comuni con solo donne? Ce ne sono ancora. Però se effettivamente, siccome l'attività anche politica non è che sia una cosa, una passeggiata, non a tutte piace, non per tutte è fattibile, eccetera, non ci sono disponibilità, come diceva appunto per il discorso degli ortopedici, non ci sono, cosa si fa? Così ai comuni. Infatti, secondo me il problema della donna in politica è che la donna è sempre vista quella che accudisce i figli, sta a casa. Ma questo entriamo negli stereotipi. No, esatto, stereotipi. Quindi il fatto di vedere una donna in politica, uno dice o è single o ha un marito bravissimo, nel senso sono poche che si avvicinano alla politica perché non hanno tempo, secondo me, di avvicinarsi alla politica. Invece, ma è un problema culturale. È culturale però. Culturale. È un problema culturale, perché ci dovrebbe essere una condivisione dei ruoli tra uomo e donna. In realtà abbiamo ancora parecchia strada da fare. Ecco, ma è anche una e il nostro ruolo proprio deve servire a questo, a cambiare la cultura. Non deve essere solo la donna ad occuparsi dei figli o della famiglia, e stiamo combattendo perché spesso la mentalità è anche femminile. Io penso che anche noi donne abbiamo delle responsabilità nel momento in cui educhiamo, per esempio, in maniera diversa le figlie femmine e i figli maschi. E questo quindi continua. E questo poi ovviamente si ripercuote. Quindi il problema non è affatto semplice. No, ma anche perché secondo me, un po' vedendo anche le riunioni di carattere politico che ci possono essere, ma anche altre, anche in ambiti molto più semplici, dalla riunione condominiale e così via. Quando c'è una riunione di uomini o incontro d'affari, maggior parte degli uomini, gli uomini hanno, forse perché hanno più tempo, non lo so, da dedicare a queste cose, parlano, incominciano dalla partita di calcio della propria squadra fino ad arrivare ai massimi sistemi del mondo, per poi arrivare al dunque, il momento finale, 10 minuti della questione, si risolvono e via, perché sono passate 4 ore, cioè è una cosa indecifrabile. E perdono tempo in tante parole, cioè un po' sarà nell'animo dell'uomo che non ha troppe cose calendarizzate. Allora una donna inserirsi in questo contesto, già pensare, ipotizzare, dover affrontare questa cosa noiosissima, ci rinuncia, dice no, non mi piace assolutamente perché devo risolvere il problema in poco tempo. E quindi e quindi è proprio perché tutto è strutturato in un certo tipo di procedura,
E le donne hanno una mentalità un po' diversa, cioè forse anche questo è un po' il discorso che tiene lontane da certi ambiti le donne, perché magari hanno bisogno di fare più cose in poco tempo. Sì, che poi dopo le donne riescono a fare più cose contemporaneamente, invece noi uomini siamo abbastanza... monosettoriali. Esatto, no, è vero, è quello il problema, secondo me. Ma secondo me questo problema si può risolvere partendo dalla scuola, cioè dai bambini. Esatto, dai più giovani. Esatto, più giovani. Fate qualcosa voi come iniziative? Noi stiamo preparando un'iniziativa di fare tramite le scuole dei progetti di formazione con i bambini, partendo dalle elementari fino alle medie. Che cos'è che viene insegnato ai bambini? Viene insegnato il rispetto. Educazione. No, esatto, educazione, rispetto di genere. Noi abbiamo dato l'anno scorso il patrocinio a una scuola di provincia di Verona che ha fatto un bellissimo progetto che si chiama Scuola Sotto le Stelle, che hanno fatto una serie di iniziative, erano 28 alunni di cui 20 ragazze e 8 ragazzi, hanno fatto un percorso di formazione nelle materie scientifiche, di fisica, matematica, ingegneria, perché molte volte quegli studi là sono solo per uomini, ma invece non è vero, cioè le ragazze hanno più testa magari dei ragazzi e devono essere installate anche su queste scuole qui. Quindi è proprio per una formazione radicalizzata, esatto, in modo diverso. Le differenze, che adesso ci sono le multietnie, insomma ci sono tante, sì, anche dal punto di vista religioso nel nostro contesto sono frequentissime ormai, hanno forse contribuito ad acuire questa differenza di genere che continua ad esserci e che poi andremo a vedere anche l'esasperazione di quel che succede. Ma chiaramente non è facile. Intanto, secondo me, importante l'orientamento scolastico riguardo gli STEM, quindi tutte le materie scientifiche, e stiamo lavorando proprio, sì, stiamo lavorando tantissimo su questo, perché quello che le raccontavo prima, gli ortopedici sono solo maschi, naturalmente legato a un percorso di studi in cui si crea anche all'università una cultura per cui le donne vanno a fare il pediatra magari e gli uomini vanno a fare l'ortopedico. Sul discorso dell'immigrazione direi che è un grosso problema, è un problema culturale, anche lì dobbiamo impegnarci perché ci sia una totale integrazione, non è così facile. Perché le donne sono lì, c'è un fattore di discriminazione più forte, assolutamente. Sicuramente molto più forte. E certamente il nostro compito è ancora più importante perché dobbiamo agire dentro la scuola, dove ormai ci sono scuole dove la presenza di immigrati è anche il 70-l'80%, in particolare scuole elementari, e lì bisogna ragionare sulle culture degli altri, ma anche sul riconoscere la nostra cultura, perché è pur vero che se uno viene da un altro paese deve avere rispetto della cultura del paese dove si trova e dell'educazione. C'è l'accettazione di questi insegnamenti? Rivolgo a entrambi. Come? C'è accettazione di questi insegnamenti, di queste proposte? Io credo che dobbiamo fare molto di più. L'educazione civica che una volta si faceva nelle scuole non c'è più e invece sarebbe essenziale non solo per chi è arrivato da altri paesi ma anche per noi stessi, perché proprio attraverso quell'educazione che forse eviteremmo tutte quelle riunioni di cui lei prima parlava, in cui si parla per ore di tutto e poi il nucleo di un tema si conclude in 10 minuti. In realtà, se ci fosse più educazione e più rispetto, potremmo anche fare delle riunioni molto più brevi, molto più concentrate e sui temi che sono veramente importanti e in cui anche le donne potrebbero avere un ruolo maggiore e non si sentirebbero in qualche modo escluse proprio perché non hanno i tempi. Come bisognerebbe imparare a fare le riunioni non nelle ore serali o quando sappiamo che benissimo che in una famiglia è molto più difficile che la donna possa essere presente. Ci sono tanti fattori, sono tutti legati alla cultura e quindi la nostra prima battaglia è proprio quella di cambiare questa cultura. E adesso è l'8 marzo, quindi vedi migliaia di iniziative, ma questa è una cultura che va cambiata ogni giorno, sì, ogni giorno nei 360 giorni dell'anno. Assolutamente. Torniamo su questi temi, pubblicità, pochi secondi, poi siamo con voi.